right now. Go, 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 go. Amici di Basket Catanese, buonasera e benvenuti ad una nuova partita casalinga dello Sport Club Gravina. Buonasera da Alessio Boschi e da Alessandro Randazzo. Siamo qui nel fortino dello Sport Club Gravina. Ale, siamo tornati. Beh, non c'è il sindaco, però la prima cosa no, non può venire. Facciamo sempre, notare no. l'assenza dell'amministrazione comunale che era servita da Portafortuna. Ora sottolineiamo che siamo in una striscia aperta di 2 vittorie consecutive e che oggi incontriamo Marsala con obiettivo aggancio in classifica, perché sì. Marsala è a quota 12 mentre noi siamo a quota 10. In questa settimana sanremese, che ricordiamolo, è un evento quindi importante. si può dare di più se fosse una Se canzone possiamo, questa sì. partita. Ti Sì. piace questa? Ma sì, si può dare sicuramente di più in campo. Sicuramente rivedremo il nostro amato Double Davis D, Denaps, il nostro detto Double anche D. Double D. Anche se sottolineiamo purtroppo, un ultimo infortunio, un infortunio dell'ultima ora, che è quello avvenuto a Ruggero Elia, che purtroppo nell'ultimo allenamento si è scavigliato. Ricordiamo Ruggero, autore di 36 punti in quella che è stata l'ultima vittoria in trasferta nell'ultimo turno del campionato di Serie C, quindi assenza importante, ma siamo certi che Gravina farà di tutto per compattarsi e riuscire a superare questo momento di difficoltà dovuto all'assenza del suo Torello. Siamo pronti, siamo pronti! Ci siamo. Allora, Gravina schiera nel quintetto base Simone Spina, il capitano Gianluca Barbera, ritorna in campo Giuliano Lamantia dopo l'infortunio alla spalla, speriamo di rivederlo al 100%, il professore Santonocito col numero 22 e il nostro Double D Con il numero 9. con il numero 9. Vediamo mentre per Marsala intanto vedo 0-0, che non è la Farina ma è Tamulis col doppio 0, poi abbiamo 0 Abrignani, con il 10 Capitan Frisella, con l'11 Dancetovic e con il numero 30 abbiamo Genovese. Questo è il quintetto schierato da coach Grillo, arbitrano i signori Caci e Pulvirenti. Palla 2, comincia Sport Club Gravina con il primo possesso. palla Marsala. Per gli ospiti. E allora Genovese, no, era Tamulis. Abrignani, scusate. Va da Brignani. Dancetovic per il centro, stoppato da Santonocito, arresto e tiro di Genovese, 2 punti puliti. Primi 2. Occhio al Genovese. Per il numero 30, figlio di coach Genovese. Eccolo! Lo lasciamo, lo ritroviamo da dove l'avevamo lasciato, ossia da un ottimo feeling con il canestro per il nostro Denafs, che sblocca subito il match, 2 punti per lui. E allora Marsala, nuova azione d'attacco. Abrignani, ferma il palleggio. Dancetovic, penetrazione ancora per il centro, la mantia su di lui, ostacolo il tiro, ribalto sporcato da Spina, nuovo attacco Gravina. Riparte Spina con il 17, si va da Barbera, il blocco è di Santonocito, la finta del tiro per Barbera, si torna fuori da Denafs. Il blocco di Santonocito per la tripla che non va. Forse un po' sporcato, Sì. però forse fallo. Un silenzio
assordante, sì. Che è successo? Colpo in testa. Colpo per Genovese. Colpo in testa per Genovese. Palla ferma. Siamo 2 pari dopo 1 minuto e 17. Riparte Marsala, si va da Brignani. Spina incaricato di difendere su di lui. A Brignani serve Genovese. Tamulis. Ancora Brignani. Attenzione, fallo in attacco. Fallo sanzionato al numero 10 Frisella. Blocco irregolare. E nuovo possesso Gravina. Barbera serve Spina. E si riparte. Difesa uomo per Marsala. Denafs prova a sfidare a Brignani. Rischio passi. Si torna fuori da Santonocito. La penetrazione in slow motion. E 2 punti fondamentali per Santonocito. Attenzione, fallo. Non riesce a prendere perfettamente posizione nell'area piccola Enzo Santonocito e quindi l'arbitro gli sanziona un fallo in difesa. Saranno 2 tiri liberi per Tamulis. Fallo subito in fase di realizzazione e quindi 2 tiri liberi per l'esterno di Marsala. Sì, partita che inizia a ritmi delicati, ritmi morbidi. Assegno il primo di Tamulis. Per il pareggio Tamulis dalla lunetta. Fortunato anche in questa occasione. Allora 4 pari, 8 alla fine del primo quarto. Riparte Gravina. Spina da Denafs. Si va fuori dalla mantia. Barbera. Circolazione perimetrale per Gravina. Si va sotto da Santonocito che sfida Frisella. Ah, peccato. Sfortunato. Riparte Genovese. La penetrazione, lo scarico fuori è sempre per Frisella che prova la tripla, non va. Rimbalzo di Lamantia che parte in contropiede, si ferma Spina, prova la tripla, non va. Ci ha pensato, l'ha voluta, purtroppo solo ferro. Continui i capovolgimenti in questa fase di primo quarto. Genovese batte. Bello. Forse anche col fallo, ma alla fine Ci pensa Tamulis che conquista il rimbalzo in attacco e appoggia dolcemente da sotto sorpasso Marsala. per il primo sorpasso Marsala. 6-4, 3 giocati nel primo quarto. Ancora Spina. Bello lo scarico. Bello il pick and roll. C'è il fallo, c'è il canestro e c'è il tiro libero aggiuntivo. L'asse Spina Santonocito sempre valido. Proprio quello che tanto ci piace. Proprio quel famoso asse lì che ha quel nome che sappiamo che non dobbiamo dire perché No, diciamo andava in voga Ci in ricorda- un altro periodo della storia. ci ricorda cose poco piacevoli. Ma qui lo associamo solo ai nostri Beniamini. beniamini. E allora forza Enzo, chiudiamo questo gioco potenziale da 3 punti. Niente da Così fare. non è. Zampata di Lamantia. Fallo di? Lamantia. No, Forse fallo. fallo del Esatto. numero 11 di Dancetovic in fase di rimbalzo. Bravo Giuliano a prendere posizione. Quindi palla. Ma i 2 punti non li hanno messi, non è 8-6. No, senza. E 6 pari. Era sorpasso Marsala Giusto. prima, ora pareggio. Giusto, e allora è Gravina che può riportare il naso in avanti. Santonocito va dalla mantia. Bella! La finta, la penetrazione! E l'appoggio al tabellone Che giocatore! per il nostro Enzone. E allora 8-6 Gravina. Genovese interrompe il palleggio. Bello! La sporca! La sporca! Oh, non Niente va, da fare. peccato, Stavolta niente fallo per Santonocito. Peccato. Presente anche in difesa il numero 22. E allora è Marsala che questa volta con Abrignani
Ancora una palla quasi persa. 5 secondi per andare al tiro per Marsala. Dancetovic non va. E allora ci sono ancora 14 secondi per completare l'azione d'attacco per Marsala. Buona la difesa del Gravina. Scuriata di coach Grillo in panchina, che continua a urlare verso Tamulis, reo di non aver compreso. Tamulis infatti dice un attimo, l'ho capito. Ora basta. E ci Io ho visto sono. Caci che ha richiamato già la panchina del Gravina. C'è stato un richiamo? Sì. Allora la rimessa Formale. rischiosa arriva nelle mani di Tamulis, la tripla non va. Bene così. Barbera lancia il contropiede. Ma Peccato! Col contagiri questo lancio. Splendido il lancio di Barbera, sfortunato nella deviazione che riesce ad infliggere il giocatore di Marsala, e poi contro deviazione di Santonoscito che non se l'aspettava. Buona la difesa di Spina, si va da Frisella. Dancetovic per Genovese, resta il tiro pulito. Bello il rimbalzo di Tamulis. Giusto il fallo di Denafs, non protestiamo perché Scuote la testa e basta. il contatto c'è stato. Sì. Sicuramente parte della palla l'avrà presa, ma ha preso parte anche di Tamulis. Bello il rimbalzo di Tamulis, che merita di andare in lunetta per questi 2 tiri liberi che possono riportare in parità l'equilibrio del match. Tamulis non Tiro si lascia ambiguo. infastidire dalla torsida biancorossa che con trombette e vuvuzela tenta di infastidire l'esterno bianco-azzurro. Niente da fare. Non va il secondo, il rimbalzo è di Barbera, riparte Gravina con Spina. C'è! Segno! Spina contro tutti. Primi 2 per lui. Genovese. Frisella. Si va da Tamulis che non se la gioca. Lo scarico è di nuovo per Genovese. Spina su di lui. Blocco di Tamulis. La tripla di Genovese. C'è la tripla, c'è il fallo. E c'è un'azione potenziale da 4 punti. Genovese. Azione da 4 punti per Marsala. Blocco a sinistra, lui Anche va a qui- destra, batte Spina e alla fine Spina. È un contatto che anche qui sembrava. Non ce la sentiamo di condannare qualcuno. No, di condannare nessuno, anche perché non siamo noi chiamati a più che farlo. altro era fuori equilibrio Spina, quindi può essere l'arbitro. Bravo ha visto Genovese qualcosa. ad evidenziare Sì, quello sì, che è assolutamente. sembrato un piccolo contatto. Assolutamente. E allora 4 punti per Genovese, così dal cilindro, Se ne è inaspettati. usciti. Nuovo sorpasso, Marsala. Nel frattempo entra Chiale. Entra con il numero 34 Giovanni Ali. Andiamo a vedere Coach Guada. Chiama... Per Marsala invece è entrato Donato con numero 6. Cambio atipico perché esce Simone Spina ed entra Giovanni Ali. Ci pensa Denafs a portare la palla forse. Nessun cambio per Marsala. E allora il nostro Double D che diventa playmaker. Blocco di Santonocito. Ancora Denafs. È andato troppo sotto, però si è guadagnato questi 2 liberi. Sembrava si fosse autostoppato. Sì, col tabellone. Ma l'arbitro ravvede comunque un contatto che a noi non dispiace affatto. Lo accogliamo con piacere. E allora in lunetta Quanti il cambi? nostro Denafs, mentre Coach Grillo decide di far fare l'ingresso in campo al numero 35 Baseggio e al numero 5 Gentile. Non Alessandro. Nome a me Anche molto se- caro, anche Nando, Anche se il numero è quello, il numero di maglia. cognome che a un casertano rievoca sempre bei ricordi. Ma questo è un altro Gentile. Questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Errore di attenzione, Denafs. Rimprovero, Forza Davis. Non si fa da Forza Bosini. Davis. Ce lo meritiamo questo Siamo noi. venuti fin No, qua. per vedere Denafs segnare. Segna. Eccolo qua, lo vedi, basta dargli
Bastone e carota. Bastone e carota per il nostro double D. 11 pari. Bello il taglio di Gentile. Passeggio, arresto e tiro pulito, ma fuori misura, non va a segno. Riparte Denafs in cabina di regia. Contro tutti, va per il centro, non si ferma, la finta, la tabella. E 3 punti che sembrano facili, ma facili non lo sono affatto. Niente. Più 2 Gravina, mancano 4 e mezzo alla fine del primo quarto. Marsala va da Gentile in angolo, interrompe il palleggio, cambio fronte. La penetrazione, bello lo scarico. Baseggio sbaglia. Bello lo scarico di Baseggio Donato. sbaglia, attenzione Denafs. Baseggio sbaglia la cosa più semplice. Denafs! Mamma mia! Che pulizia! La morbidezza! Fa tutto lui! La morbidezza! Fa tutto lui! Bello impossibile Sempre double D! per restare in tema canoro. Vi ricordiamo che stasera c'è sempre la finale di Sanremo. Commenteremo noi due. No, purtroppo no. Restate collegati su Basket Catanese. Votate perché... possibilmente Angelina Mango perché è una scommessa aperta con Angelina vincente festival, ma non è questa l'occasione. No, torniamo Denafs, Vogliamo- 7 punti, sì. Sant'Onofrio 6, la coppia è sempre quella. Denafs molto bello da vedere, molto È elegante. molto bello sì. da vedere, sì. C'è classe. L'abbiamo detto che noi siamo Cotti. noi siamo bimbi di Denafs. Noi siamo totalmente... E Noi se sì. dovesse andare via... La tua bene, era una bene, cotta bene, estiva. Denafs. Tu l'avevi definita una cotta estiva, ma come beh, vedi più l'amore maturo. continua, è in una forma più matura, ma Sta crescendo. sta crescendo. E allora 15-11 più 4 Gravina quando mancano 4 minuti alla fine di questo interminabile primo quarto, perché le cose belle vorresti non finissero mai, come tu mi insegni. Sembrava un accenno di Majestic, ma così non è. Allora si riparte il quintetto, vediamo l'ingresso in campo di Saverio Privitera con il numero 25 per la squadra di casa. C'è stato un cambio, è uscito la Mantia, un po' di riposo per la Mantia. E allora, piccolo massimo vantaggio per Gravina, perché siamo più 4, vediamo se riusciamo ad ampliarlo. Donato, ci ho pensato troppo. Si va da Gentile, stavolta è proprio lui che non ci pensa su, fortunato nel rimbalzo, la stoppata di Sant'Onofrio. Riparte Gravina, riparte Denafs, c'è fallo, c'è bonus, bella notizia, perché andiamo a banchettare in lunetta col nostro cestino, andiamo in lunetta per 2 tiri, che per il nostro Denafs, dai, voglio dire, lo abbiamo redarguito. Rivediamo con lo zoom questo. L'abbiamo un po' redarguito prima, ma Denafs sappiamo che dalla lunetta è... Vedi? Denafs mi dà modo anche di potermi esporre. Sì. Andiamo con questo 2 su 2 come tanto ci piace. Molto Bene, bene, così. molto bene. Bravo ragazzo. E allora ci riprova Marsala. Attenzione perché il break è aperto, siamo più 6. 17-11, Marsala prova a restare agganciata al treno del match, ma non va. Il tentativo da sottocanestro di Gentile, Mamma mia, fucilata di mamma Barbera mia. per la tripla, che non va. peccato. Peccato. Va bene così. Va bene Bello il così. contropiede, bello il contropiede. Il contropiede dettato da Baseggio per Genovese che in campo aperto riporta i suoi a -4. E allora Privitera per una nuova azione Gravina. 17-13, 2,50 alla fine del primo quarto. Capitan Barbera da Sant'Onofrio, non ci pensa 2 volte, Va bene. non va la tripla. La finta genovese. Sotto canestro da Baseggio. Baseggio prova un numero. Guarda l'arbitro.
Guarda l'arbitro in modo un po' polemico. Ali, Azione Ali, contorta Ali questa. completamente sbilanciato. Mamma mia! Palla rubata da Denafs e 2 contro 2. Bello! Non è l'attacco, peccato. No, questo Attenzione perché c'è un frattempo- tilt. Allora abbiamo un tilt di Tamulis sta calmato succedendo di tutto. da Coach Grillo e abbiamo un tilt di Denafs non affatto d'accordo sul fischio di sfondamento chiamato da Kashi. Ma non lo siamo neanche noi. Non lo siamo neanche Non noi. mi è sembrato. Allora io sono stato distratto dal no look dietro la schiena. Non mi sembrava così posizionato il difensore, però sbaglierò io. Allora i tilt sembrano rientrati da ambedue le formazioni. Coach Grillo è sempre a colloquio Peccato. con È Tamulis. uscito anche Denafs. Il presidente nel frattempo a colloquio col suo capitano. Il presidente si fa sentire, anche dagli spalti. Un po' come. Presidente presente. Un po' come Ferrero. Con molto più stile ovviamente, molta più classe. Riparte Marsala. Voi direte, ma siamo al terzo quarto? No, è ancora il primo, mancano 2 minuti. Primo quarto come il mese di gennaio. Esatto. Numero di Genovese che prova la tripla! Forte. Che forte. tripla di Genovese, Forte, che forte, tripla, che Uguale a tripla. quella di prima che poi ha preso anche il fallo. La spara, si è girata una signora dagli spalti, forse perché ho gridato tanto, ma veramente è stato è stato un bellissimo gesto bello. vederlo da qua. Attenzione. Lo look di Barbera, finta di Privitera, 6 Ali, secondi per da andare 3. al tiro, Niente ferro. non va la Può tripla ripartire di Marsala, -1 Marsala. Marsala ritrova coraggio, Frisella si va da Donato, palla sporcata, palla recuperata da Ali. Baseggio non prende bene la posizione, qui Ali lo anticipa e Bravo. conquista anche la palla. Bravo Giovanni. E allora 1 minuto e 10. Eccoci. Privitera, Santonocito. Peccato. Questa è un'azione che Gravina ci fa vedere spesso, Sì, sì, Santonocito comunque bravo anche come passatore. Quel taglio ci piace molto perché il difensore tende a non guardare più la linea di passaggio. Quindi se sei bravo nel dosare quello che non è un passaggio semplice, vai a spesso canestro. Spesso riesce. Spesso ai nostri beniamini riesce. Gentile, blocco di passeggio. Torna il... Bello. bello, bravi. Bel pick and roll. Sì. Sorpasso Marsala. Privitera. Il cronometro ci dice altre 2 azioni. Barbera da Renna. Santonocito. Renna finta la tripla. Va per il centro. Fa cenno a Barbera di andare in soccorso. Lo scarico, il tiro pulito di Privitera per una tripla che non va. E attenzione allora perché Marsala all'ultimo possesso. Di secondi ne mancano 13. Gioca col cronometro. Gentile che sa di avere un ultimo tiro a sua disposizione. Vediamo la scelta. Gentile. L'appoggio pulito per gli ultimi 2 punti. E allora paradossalmente chiude in vantaggio dopo esserlo stato per gran parte del quarto Ci sono stati Marsala. un po' di problemini a un certo punto, le 2 triple sbagliate da mi pare Santonocito e Denafs, poi c'è stato quello sfondamento, quel fallo in attacco che ha fatto tiltare un po' tutti e da lì ha trovato coraggio. E poi Marsala più concreta, ha trovato molto coraggio. guidata da un genovese. 11 punti per Genovese. Esatto, sì, bell'impatto per lui nel match. E allora primo quarto, la notizia è che il primo quarto è finito. E allora un mini break anche per noi e pronti a tornare per il secondo quarto di Sport Club Gravina, pallacanestro Marsala.
ben ritrovati. E ben ritrovati dopo aver approfondito l'argomento pubblicità occulta a Sanremo. Che noi non faremo. Noi non faremo. Anche se ricordiamo che le assicurazioni Universal, sponsor Gravina, ne abbiamo citato uno. Potremmo citare altri. Allora, ripartiamo. +3 Marsala. Privitera dal capitano. Renna, blocco di Sant'Onofrio per il centro, lo scarico da 3 punti per Privitera, arresto, tiro, pulito! Privitera! Bravo Saverio, 2 punti. Chiama Saverio quel che è di Saverio. Giusto così, e allora Gravina torna a -1. Occhio Genovese, cerchiamo di mettergli un po' di attenzione. Andiamo a vedere, si va proprio da Genovese con il 30. Anche lui per il centro, c'è fallo. In attacco, In attacco, un altro blocco irregolare, questa volta fischiato al numero 25, che non c'è. Al numero Forse 35, 35, il nostro baseggio. il nostro amico Baseggio. Il nostro baseggio, blocco irregolare. E allora Gravina ha l'azione per rimettere il naso avanti in questo match. Barbera. Renna, si va sotto da Sant'Onofrio. Ancora un bello lo scarico, bello! Bellissima azione. Bravo Enzo di gioco. Bravo Enzo e bravo anche Ali. Che con quella Enzo, indispensabile Sant'Onofrio. fondamentale. Baseggio. Gentile. Si va da Donato. Genovese, ci pensa lui. Fallo giusto. Lì dice sono stato io. Ali se ne accusa sportivamente. Dice vabbè, però un pochino tu ti butti. Lui No, dice no, però no. tu sei anche bello impostato fisicamente, quindi Rispetto a Genovese che è ci sta. leggiadro. Un fuscello. Però è sinuoso nei movimenti. Sì. Infatti si è visto. Si va proprio da lui. Blocco di Baseggio. Un altro. Bello il no look. Peccato però. Ma Baseggio è il primo che non intuisce il lampo di genio di Genovese. E allora il capitano, Donato su di lui. Blocco di Sant'Onofrio. Rischioso il capitano. Direttamente all'arbitro. Anche i capitani possono avventurarsi in scelte coraggiose. Rientra Tamulis, fra l'altro, dopo quel diverbio che c'era stato in panchina per il cambio. Con il coach, sì. Avranno chiarito. I grandi amori sai perfettamente che vivono di alti e E bassi. fanno dei giri immensi, E ma poi soprattutto ritornano. poi ritornano. Come in questo caso ritorna in campo il nostro Tamulis. E allora Genovese va da Gentile, che rischia anche lui. La fase dei passaggi rischiosi. Molto brutto. Sant'Onofrio anche lui. Ma bravo Privitera che dice ci penso io. Che cuore! Che vi do altri 14 secondi per concludere l'azione. Forse la conclude lui. No, Invece va da Renna, lo scarico c'è Tamulis che gli chiude la strada. Lo scarico è per un tiro pulito e per 2 punti eleganti. Bravo Privitera, bravo Sant'Onofrio. Bravi tutti. E +3 Gravina. Tamulis, Genovese, cambio fronte, si va da Gentile per Frisella, cambio fronte, Tamulis contro Renna, la tripla, Bello. la buca, Bello. in silenzio, mi sono gestito questa volta nel grido, ma veramente una gran tripla, E allora si stampa il nuovo punteggio a quota 23, parità, quando mancano 7 minuti. Diamogliela questa palla al prof sotto canestro, non gli viene data, prova Renna che non mette la tripla. Nuovo attacco Marsala, ancora Gentile, blocco non sfruttato di Baseggio, da Frisella, consegnato per Gentile, spazio per la tripla, nuovamente coraggioso, nuovamente premiato per altri 3 punti. È una fase dove Marsala trova facilmente la via del canestro.
E allora è nuovamente più 3. Tripla e contro tripla, non va quella di Ren. L'arbitro Caci dice che l'ultimo tocco è di baseggio. Minuto di sospensione. L'ha fatta Frisella. E anche se non l'avesse fatta gliela diamo di cuore al capitano. Rieccoci. Siamo tornati. 6 minuti e 19 all'intervallo. Gravina 23, Marsala 26. 3 punti da recuperare. Torna in campo Riccardo Lamantia per il Gravina. Privitera. Uomo contro uomo ancora. Le due squadre, nessuna zona. Oh, c'è un passo di danza di Ali non premiato. Bello ma non efficace. Si va da Frisella, sotto canestro da Genovese, la palla è perdonato. Frisella da 3 punti, un'altra tripla. Occorre correre ai ripari. Il capitano decide di prendere un tecnico per protesta. Non sappiamo quale sia No, 0-0. l'argomento della protesta. Tamulis, tecnico No, di Tamulis. ma quel tecnico... No, Tamulis, è Tamulis. Allora proprio un fischio per un fiasco. Cambio pure. Ma ragazzi, io credo che il tecnico sia... No, ha fatto 0-0. Sì, ma gliel'ha fatto in faccia a Gianluca proprio. Boh. E per che motivo aveva di protestare Tamulis? Per un fallo? Per un contatto? Fatto sta che un tecnico di sicuro è stato sanzionato al Marsala e quindi... Si è tirato Sant'Onofrio, però la palla riprende da Vediamo dove era che prima. succede. Quindi Gravina. Vabbè, è successo. Va, la dinamica faceva... Sì, anch'io pensavo fosse. Sembrava proprio un tecnico di Barbera, ma così non è. Perché c'è stato tiro e si riparte con una rimessa per noi. Attenzione perché siamo tornati a -5. Denafs da Privitera per il centro. Spazio per la Mantia Poi il che tiro forse... c'era. Esatto, sì. Invece di nuovo Ali. Bene, bene, La bene. scelta viene comunque premiata perché Ali sfrutta il suo corpo, si fa spazio e trova 2 punti alla tabella. Siamo -3, dai. siamo a -3. C'è zona Gravina. Bella circolazione di palla, bella la conclusione, bello il rimbalzo offensivo. Nuova azione d'attacco, 10 secondi per andare alla conclusione. L'arresto e tiro e Fuori, piede fuori, pestato come il nostro Alessandro ravvede dalla nostra piccionaia. Sì. Dalla molto nostra... bene, siete molto un po' lontano, ma vediamo purtroppo un po' lontani quando andiamo di qua. Però il piede pestato l'abbiamo visto bene. Riparte Gravina. Privitera la restituisce a quello che è diventato il play della squadra, ossia il nostro double D. Mamma mia! Ma che cosa gli vogliamo dire? Mamma mia! Con quella manina Delicato. delicata,
altri 2 punti per il nostro Double D. Siamo a -1, 28-29. Donato sotto in angolo per la tripla tentata da Dancetovic che non va, lotta Sant'Onofrio così. che la strappa, serve la Mantia che guida il contropiede, attenzione, palla persa, peccato. limitiamo i danni, bravo Enzo che conquista anche la rimessa perché la palla sbatte sulle gambe di Gentile che dice vabbè però sono pure sfortunato. La mannaia. Bravo Enzo, perché questi sono 2 punti non fatti fare e una palla recuperata. Esperienza. Si riparte, andiamo per il sorpasso. Privitera, questo blocco che ormai conosciamo. Denafs in angolo, la tripla di Privitera che gonfia la retina. Bentornato Saverio, che bello rivederti in campo. E allora siamo di nuovo più 2, ancora la zona di Gravina. Ah no, buco e non Ingenuità. buco ma buco. Dov'è buco? Ingenuità. Perché siamo attenti a non prendere triple, ma qui abbiamo lasciato proprio una vallata sotto canestro. Scusate. Allora Gentile l'aveva recuperata sta palla, poi gli ha dato una spallata Sì. Non c'era di motivo. personalità, un po' di stizza. Rientra lo Scugnizzo col 17. Bene Privitera, applausi. Applausi per Privitera. Bravo Saverio, rientra Spina. 31 pari, 3 minuti e 12 all'intervallo. Denafs dal fondo, cambio. Rientra la Mantia, ricordiamo prima partita dopo un lungo infortunio alla spalla. Un delfino che deve... Esce la Mantia. La Mantia per la Mantia. Si ricrea la nostra equazione, la nostra... Fiscali qua. Sì, molto fiscali. Forza Giuliano che deve riprendere confidenza anche col suo, assolutamente, con la sua spalla e coraggio. Sant'Onofrio, niente da fare, poi neanche il fallo. non c'è fallo, non c'è contatto. Inganno. C'è il nuovo attacco Marsala. Frisella la tripla. Ragazzi, però se siamo passati a zona, Questo va bene il buco sotto prima che ci può stare, ma qua vuol dire, solo. Fra l'altro terza tripla di Frisella in silenzio. vuol dire che sta zona non sta andando bene. Più attenzione, la tripla. Tecnico, c'è un flopping. Simulazione. Un flopping per Denafs. Il signor Pulvirenti, Signor Pulvirenti, forse si lamenta per il grido, forse si lamenta per la caduta. Non lo so, era là, era molto vicino, quindi l'avrà visto. In ogni caso. Caso. Meno 3, potenziale meno 4. Lo mette Dancetovic. Meno 4. Capitan Barbera per un nervoso Denafs che non ci sta. E coach gli dice sì, ma tu non devi protestare, tu devi segnare. Devi farci vincere Non questa partita. non ti stancare, tu non devi parlare, tu devi fare canestro. E allora riparte Marsala. Gentile, siamo sempre in zona. Vediamo se questa volta riusciamo ad evitare un tiro da 3 facile. Motivo per cui abbiamo messo questa zona. Dove bella scelta. Buona difesa, questa è stata una buona zona. E infatti tiro a basse percentuali per Marsala, fa il suo ingresso in campo nuovamente genovese. Ancora.
Baseggio. E anche Baseggio va a dire, però pure io sono forte e vorrei giocare, mi metto anche sotto, ma Baseggio no. Al momento coach Grillo ha deciso così. Esce Entra Parisi, Genovese. esce Parisi ed entra Genovese. 2 minuti e 23 all'intervallo. Forza ragazzi, forza ragazzi. Spina. La Mantia sfrutta un blocco. Infrazione di piede, cronometro che non si azzera, altri 14 secondi per imbastire una nuova azione offensiva. Chiama uno Spina, Barbera dal fondo. Si cambia, non si va più dal fondo, si va dal lato. Blocchi verticali dalla rimessa, vediamo chi riceve palla. L'arbitro Cascia ancora a colloquio con i Forse ce l'ha dirigenti, con Cavazza forse. Cavazza. Io sono il GM e sono il GM. Attenzione, il prossimo è tecnico. Vediamo i Qualsiasi blocchi. cosa ormai. Si va da Spina, blocco verticale per far uscire la Mantia. Servito Santonocito sotto canestro. Oh! Mamma mia! Che meraviglia! Che meraviglia! Che meraviglia! Un po' di eleganza, etti di eleganza per Santonocito. Siamo a -2, urge una difesa. Dancetovic si lancia Spina, non c'è fallo, c'è la palla per Santonocito che lancia bene, Barbera, cambio di fronte, la tripla di Lamantia che non peccato. va, non basta. Ci stava. Stendi bene quella pinna, stendi bene quel braccio del La pinna Fino ferita. che ti stiamo aspettando in questa partita. Ancora zona, ancora Gentile, il taglio, viene servito Frisella per la tripla che non va. Meno male. Rimbalzo di Tamulis, fallo. Passi, infrazione di passi per Tamulis. Altra tripla stava facendo Frisella. Fortunati qui perché Sì, è uscita proprio Sì, di un non nulla. di un soffio. 1 minuto, the last minute del secondo quarto. Spina da Barbera in penetrazione, lo scarico per Santonocito, la tripla del Santonocito! mettiamo la freccia e andiamo più 1. 40 secondi all'intervallo, 36-35. Frisella, arresto, tiro, pulito, rimbalzo di Lamantia che ci ragiona su. 30 secondi. Non possiamo andare fino alla fine, ma possiamo viverci un'ultima azione con molta tranquillità. E infatti è proprio Spina che sfrutta tutti i secondi a sua disposizione. C'è Donato su di lui. Spina, la finta, si va da Barbera. 5 secondi. Sotto canestro, da Santonocito, arresto, tiro. Violi! E allora attenzione, 6 secondi, 5, 4, ci pensa Genovese, la preghiera! Non va! C'è fallo! No, c'è fallo. peccato. Bravo Tamulis a conquistare con rapidità ed andare con la stessa rapidità a una conclusione che vede il contatto sanzionato a Giovanni Ali e allora saranno 2 tiri liberi col tempo scaduto, quindi siamo all'intervallo. Vediamo se Frisella ha modo di riportare i suoi a -1. Partitone qua, intanto. Sì. Vediamo questi 2 liberi di Frisella e poi C'è il capitano e Lunetta. Perché non c'è non c'è rimbalzo? Perché è finito il tempo, non perché ci sia una punizione. Sì, è finito il tempo. Allora potrebbero anche uscire. Bah. Assegna il primo di Frisella, 38-36. No, ci sono 2 decimi.
Cosa? No. Sì, il rimbalzo c'era. Nessuno ma... è andato al rimbalzo quando in realtà un rimbalzo c'era. Si avventa la mantia, ma non può fare nulla. Vabbè. Finisce qui il Chiudiamola- quarto. chiudiamola qua. Chiudiamola qui sul punteggio di 38-36. Ci vediamo. Ci vediamo a breve. Sì. Ci si becca tra un po' Sì, per sì. il Ci facciamo terzo sentire quarto. noi, ci facciamo Sì. sentire noi. A tra poco.
ritrovati. E allora siamo tornati per il terzo quarto di Gravina Marsala, Denafs, Spina, Sant'Onofrio, Barbera, Lamantia da un lato contro Tamulis, Genovese, Frisella, Gentile e con il numero 11 Dancetovic. Così risponde coach Grillo al quintetto schierato da coach Guadalupi. Si riparte, il punteggio recita Gravina 38, Marsala 36. Ricordiamo che per Gravina è fondamentale conquistare 2 punti per agganciare in classifica proprio Marsala e tenere aperta la striscia di vittorie consecutive, ferma a 2 in questo momento. Siamo partiti, la prima azione è per gli ospiti. Frisella, una palla rischiosissima che arriva nelle mani di Tamulis, l'arresto e tiro coraggioso di Genovese, ancora un rimbalzo di Tamulis, attenzione perché mancano pochi secondi, ne mancano 3, c'è la tripla di Frisella che non va, un nuovo rimbalzo d'attacco, Ma stiamo dormendo ai rimbalzi, 4 rimbalzi offensivi di Tamulis. e Marsala che al quarto dice noi stavolta il punto lo facciamo. La tripla di Spina non va, il rimbalzo è di Dancetovic. Devo provare a dare una botta così. Marsala sembra rientrata sul pezzo, Sì. Vediamo. A uomo Gravina. Genovese dall'arco, la penetrazione, lo scarico da Tamulis. Fuori dall'arco per la penetrazione. Lo scarico incredibile. Spreca Frisella. Errore, il nostro errore di frustrazione classico. Errore di frustrazione di Frisella che sbaglia clamorosamente un appoggio su un assist. Ah no, il fallo è di Frisella. Fallo di frustrazione, sì. Perché Sant'Onofrio sembrava No. rammaricato di questo. Il classico falletto sull'appoggio basta, sbagliato. Nel frattempo Baseggio riesce a convincere coach Grillo a farlo rientrare in campo. C'è dentro. Frisella, un po' di pausa. E rientra Baseggio. Brutta questa Quasi scelta del palla persa, capitano. ma siamo fortunati a mantenere il possesso. Spina da Denafs, finta la tripla, controfinta di Spina, ancora fuori dall'arco per Barbera. Si torna da Spina, si va da Denafs per una tripla pulita. Peccato, Non va, ancora ma c'è Denafs. anche per noi un rimbalzo. Corti. Doppiamente corti. Deve aggiustare un secondo la mira. La potenza. Vediamo in difesa Denafs su Gentile. La tripla tentata con coraggio da Dancetovic che non va. Riparte Spina. Per il centro, l'arresto e tiro di Sant'Onofrio che balla sul ferro. Fase di errori per entrambe le squadre in questo inizio di terzo quarto, vero? Che ne Diciamo pensi? che non c'è un gioco fluido al momento, ci sono delle giocate un po' confuse. un po' contorte e soprattutto Vediamo non riescono a Gentile. segnare anche qui. Dancetovic insiste a tentare con le triple, ma il risultato al momento è sempre lo stesso. Vediamo cosa fa Denafs, ferma il palleggio, va dalla Mantia, consegnato per Spina, di nuovo da Spina per una tripla che non va. Forse qua ha sporcato, forse mezzo fallo, ma l'arbitro non l'ha giudicato tale. Genovese riesce a tenere dentro la palla, si va da Gentile che non sfrutta il blocco. Bella la conclusione di Gentile, fallo tecnico, lo prende proprio Gentile. Ragazzi, dice, anche una mimica in questa protesta. Forse ha detto qualcosa. Una protesta molto evidente, peccato perché dopo un bel canestro si fa fischiare un tecnico. E allora più 2 momentaneo, sì. Double D si incarica di battere il tiro libero a seguito del fallo tecnico. Va bene. Non si sente neanche il rumore del ferro. Neanche più della retina, è come No, se, no. come se cadesse. Della neve.
Sì. siamo. Il nostro Denox ci rende anche più poetici. 39-40 quando mancano 7 minuti alla fine del terzo quarto. Vediamo se riusciamo a prendere un po' di vantaggio in questa fase importante. La tripla di Denox non Niente, va. sempre primo ferro. Tutti corti come diciamo dall'inizio di questo match. Questa volta è molto bravo. Coraggio di Gentile. È molto bravo Gentile. Con questo appoggio alla tabella stilisticamente molto grazioso. Come il numero 80 di Marsala. Attenzione a Denox perché si va per un tiro facile di Spina, ma questa sera le triple non sono dalla nostra parte, c'è palla persa di Baseggio per una tripla di Denox che continua a non andare. Peccato, veramente. Il capitano, la percentuali mantia. Sì, percentuali basse purtroppo. Vediamo se ci prova il capitano che quando fa così. Ancora Denox, bella palla! Bello! Bel passaggio di Denox. Bello! Meno 1. Si torna a zona per Gravina. Sul cubo del cambio c'è Ali. Donato da Genovese. Blocco di Tamulis. Ancora Genovese per Baseggio. La sporca Gravina, palla recuperata. La transizione guidata da Spina che interrompe il palleggio. Si torna da Spina. Bello! Ma che bello! Bello! E allora sorpasso e controsorpasso. Gravina torna a più 1, 4-3-4-2, 5-20 a fine quarto. Vediamo come risponde Marsala. La tripla non va. Peccato per il fallo. Queste sono leggerezze che noi non ci possiamo permettere. Perché sarebbe stata una nuova azione d'attacco, un break aperto, una fase confusa, invece adesso il gioco si ferma, Marsala ci pensa su, va in lunetta e l'inerzia del match rischia di cambiare. Va bene, non la facciamo più tragica del previsto, andiamo a vedere intanto Dancetovic. Al momento. Sì, perché sono distrazioni che invece non dovremmo commettere. Una partita punto a punto così, capito? soprattutto poi alla fine si tirano i conti. Vediamo Dancetovic dalla lunetta. Preciso come un orologio. O come un chirurgo, che dir si voglia. Assegno il primo. E assegno anche il secondo per Dancetovic. C'è un fischio al tavolo. Viene richiamato l'arbitro Caci. Adesso qualcosa con il referto elettronico. Vedo smanettare un po' il tablet. Io dal labiale ho sentito Angelina Mango contro Giolier, chi mettiamo? Nel testa a testa, ricordo stasera per favore, se potete votate per Angelina Mango, è molto importante, ne va del bilancio mensile, del mio bilancio mensile. Ma torniamo al nostro match, perché Marsala è di nuovo più 1, siamo a metà del terzo quarto. Spina in cabina di regia. Denox, ancora Spina, servito sotto canestro Santonocito, c'è Baseggio su di lui. Ma che cosa ha fatto? Con un gomito in bocca di Baseggio. Santonocito ne mette altri Giocatore due, incredibile. di una difficoltà estrema. Vediamo come risponde. No. Genovese da solo, fortissimo. Va bene, però no. La prende Barbera. Troppo solo. Che serve Denox, che con calma biblica L'hanno supera la metà battezzato. campo. La spara e capitano! Così, Capitan Barbera. d'amblè, di punto in bianco, quando meno te l'aspetti, te la spara il capitano! Più Vorrei 4, citare Boris. più 4 Gravina,
La controtripla Tamulis. di Tamulis. 15 per lui. Attenzione, torna a -1 Marsala. Che scambi. Non si fanno triple per 3/4 e poi ce ne mettono così, una dopo l'altra. Attenzione, quasi sfondo. Di Double D. È il quarto delle triple, signori. 15 anche per Double D. Accomodatevi nel quarto delle triple. Eccoci, noi siamo di nuovo a pronti. +4. Mamma mia, La finta Tamulis. per una nuova Tamulis. tripla, non va. Niente da fare, Ma c'è il ferro. rimbalzo. Ancora Il Marsala. rimbalzo lo conquista Dancetovic. Ci Calma, vada, un po' di vada calma. Genovese. Bella fase di quarto. Si va da Gentile. La penetrazione. Ancora lo scarico per la tripla di Genovese. C'è anche C'è questo. ancora una tripla. Incredibile. Incredibile. +1 Gravina. 51-50. Questa è entrata col soffio degli dei. Vediamo se ce n'è un'altra. Ci pensa Spina. Ci pensano tutti in È questo gustosa e momento. ghiotta l'occasione. Prende vantaggio. Gira sul perno. C'è fallo in attacco. Bravo Genovese ad evidenziare il contatto. Però nel frattempo c'era Spina che C'è protesta in forse- corso. C'è fallo tecnico da lì. Ma perché dobbiamo prendere i falli tecnici in questi momenti Non importanti? c'è motivo. Perché? Non c'è motivo. Un punto regalato. Doppia lavagnetta, doppia paletta. Time out. Secondo e terzo fallo di Ali in sequenza. Qua c'è poco da commentare, sono successe delle cose. Che succede adesso? C'è un tecnico, quindi c'è sicuramente un tiro libero. C'è il tiro libero Marsala. e poi era sfondo, quindi si riprende la palla Marsala. Esatto. Eh, Quindi occasione importante per la formazione sì, ospite perché possono pareggiare e comunque avere il possesso. in questa partita che viaggia sui binari dell'equilibrio e di sorpassi e controsorpassi continui. Continuiamo a dare piccole occasioni per restare perfettamente agganciati al risultato che fino a questo momento vede Gravina avanti a quota 51 su Marsala, fermo a quota 50, 3 minuti esatti alla fine del terzo quarto. Si incarica di effettuare il tiro libero, conseguenza del tecnico, il numero 30 Genovese, autore al momento di 14 punti. Sì, sono Genovese, Tamulis, Denafs e Sant'Onofrio fra i 14 e i 16 punti. Insomma. Si veleggia verso i ventelli, si va verso i ventelli. 15 Genovese. Pareggio e palla Marsala. Qualcuno dice vai Gravina. Si fa parlare il cuore. L'arbitro non si capisce cosa succede. Stava tossendo, l'arbitro gli ha dato lo stesso la palla. Riparte incomprensioni. Marsala. Gentile a sfidare Spina. Fallo, contatto. Non c'è bonus. Gravina spende il quarto fallo di squadra, quindi dal prossimo si andrà in lunetta. La tripla di Qua mani calde. mani calde in questo quarto. Vediamo un po'. Questo nuovo attacco di Marsala. Paletta Gravina. Genovese, blocco di baseggio. Si torna da Dancetovic. Blocco di Tamulis. Dancetovic contro lì. Lo batte in 1 contro 1, bravissimo. Bravo. 5 punti per lui. Si dispera lì perché perde quel secondo uomo e quel mezzo secondo non lo recuperi più. Così è stato, più 2. Non ti perdona. Sant'Onofrio sotto canestro da lì, mismatch Genovese, non c'è fallo. Bravo Genovese ai limiti del fallo, non protesta lì. Bravo il Gravina che ha visto lì in questa situazione da sotto. Comunque palla Gravina. No, Palla peccato, persa. peccato. Genovese in transizione,
Genovese contro Spina, baseggio, cambia il fronte, Bellissimo. si cambia tutto, si torna da Genovese che ci pensa su, sfida lì, ball handling, la tripla, bellissima, non va neanche il rimbalzo di Tamulis, astuto Dancetovic, bravo a far carambolare la palla sulle gambe di un giocatore del Gravina. C'è Privitera al cambio e c'è Spina che va a prendersi qualche minuto di meritato riposo. Privitera autore di un bel primo tempo, speriamo possa rientrare con la stessa mentalità. -2, 1,54 alla fine del terzo quarto. Genovese contro Barbera, 4 secondi per andare al tiro, 3, la tripla, Mamma mia! Dancetovic, caldissimo! Dancetovic continua il quarto delle triple, Caldissimo Dancetovic. sarà la sesta tripla di questo terzo quarto, incredibile. Attenzione perché siamo a -5. Qua c'è il fallo in ritardo. C'è fallo Marsala che non è in bonus, terzo fallo di squadra, vuol dire rimessa. Attenzione perché prende qualche punto di vantaggio Marsala in una fase importante che è quella di fine terzo quarto. Cerchiamo di restare agganciati al risultato, cerchiamo di mantenere il gap Corto. molto corto. Andiamo a vedere, 1 minuto e mezzo, l'arresto e tiro di Sant'Onofrio non va. peccato. Ma fortunati, Buono. fortunati, Casci non ha visto, Casci ha visto. Se ne accusano, è abbastanza evidente. Applausi per una cosa che dovrebbe essere normale. L'ha presa. L'ha presa abbastanza palese. L'ha presa per fortuna su un airball di Sant'Onofrio che non è... Attenzione, però fa notare una cosa importante l'allenatore di Marsala. E cioè? Cioè che c'è contesa? Non ha toccato il ferro il tiro di Sant'Onofrio. Questo è vero. Il che vuol dire che devono forse sistemare il cronometro dei 24. Andiamo con la nostra spy cam al tavolo. Ah. 9 secondi. Coach Guada spiega la sua sequenza. Allora, a 9 secondi, vi facciamo un riassunto. Gravina ha 9 secondi per completare questa azione. Sono pochi. Non sono pochi. Double D. Ma bella! Peccato! Questi sono gli assist del capitano. Gli assist del capitano che a volte potrebbe magari concludere. Questo era veramente un super no look. I secondi sono diventati 14. Si torna da Denafs. La tripla! Siamo sempre qua a lodare Double D. Ritorniamo +1. No, ritorniamo -2. 5-4, 5-6. Eravamo -5, giusto? 1 minuto, 60 secondi. Gentile in angolo. Inganna anche se stesso scivolando. E allora è palla persa. Nuovo attacco Gravina per trovare nuovamente il vantaggio. Double D tira come quando io mi lavo i denti la mattina, cioè proprio con quella semplicità, con quella... C'è il contropiede di Marsala. Bello. Bravo. Palla anche qui con contagiri. Tamulis. +4 Marsala. Di secondi ne mancano 30. Privitera da Barbera. Ancora Barbera. Ancora Privitera sotto da Sant'Onofrio, occhio al raddoppio. Si gira la palla. Denafs. Finta il tiro. Stavolta non tira. Oh, l'eleganza. Ventello per Double D. Ventello per Double D, mancano 8 secondi. 7, 6, ultima azione. Gentile.
in angolo da no, Parisi. no, va bene, va Non bene va, così. si chiude il quarto. -2. Va bene così. -2. -2 per un quarto che si preannuncia non avvincente, di più Di più, signori. per una partita che continua ad andare assolutamente in equilibrio. 2 minuti per noi ce li Chi la prendiamo. spunterà alla fine? Questo ce lo dirà soltanto il tempo. Di quarti ne manca soltanto uno. E allora piccolo break e torniamo qui per Gravina Marsala. E allora eccoci qua, siamo tornati, quarto, Gravina 56, Marsala 58, piazzatevi comodi sul vostro divano prima della finale di Sanremo e andiamo a scoprire stasera chi guadagna i 2 punti in questo match, valido per il campionato di Serie C di pallacanestro. Denafs, Barbera, Sant'Onofrio, c'è baseggio su di lui, si cambia, si va da Privitera per il fondo, bravo di fisico! Bravo Saverio, che bella penetrazione! 7 punti. Parità! Baseggio, Dancetovic, blocco verticale a liberare il genovese che viene servito, altro blocco, questa volta per Gentile, blocco orizzontale di Baseggio, la tripla di Gentile non va, c'è il rimbalzo di Ali che è incontrastato, serve Denafs, pronto a far ripartire Barbera, riparte il Gravina. Bello il passaggio. Bello il qua per Ali. passaggio, ci pensa lì che non rischia, si torna da Barbera, il capitano prova una tripla coraggiosa che non trova il ferro. Primo minuto che va via senza interruzioni, senza falli. Riparte Marsala, parità. Partita pulita. Dancetovic, Baseggio, Gentile, blocchi e controblocchi. Dancetovic, Baseggio per un tiro pulito. Peccato, qua lo sputa fuori il canestro. Sfortunato Baseggio, buona la conclusione però per Marsala. E Baseggio un po' frustrato per l'errore precedente. Che succede? niente. Non c'è fallo. Fuori. Semplice rimessa. Quindi contatto evidente che però non falloso, secondo il nostro Caci. L'hanno data buona. 16 secondi per concludere l'azione, c'è Barbera dal fondo, blocco orizzontale a liberare Denafs che non lo sfrutta, esce Sant'Onofrio, fa saltare Genovese, vediamo quanto salti Genovese, così gli ha detto Sant'Onofrio prima di andare con eleganza ad appoggiare la tabella. Il nuovo vantaggio Gravina, 60-58, riparte Marsala, c'è un contatto non fischiato. Tamulis serve Genovese. Mamma Bellissimo mia, lo che scarico, bello, che bella bello, azione. Che bello. Bravo Genovese, bravo Tamulis, Bravi. di nuovo parità quota 60. 19 punti per Tamulis, che si è fatto notare. Barbera, Ali,
Da Privitera ancora in angolo, lo scarico per Santonocito, il professore non ci pensa su. Mamma mia! Mamma, quasi rimbalzo di Privitera, la prende invece il Crollava a genovese. questo posto. 7,40 che non è il modello fiscale ma è il tempo alla fine della partita. Dancetovic dal genovese, Baseggio blocca, angolo, arresto, tiro, ragazzi, non c'è nessuno. No, troppo solo. C'è Tamulis da solo, c'è un tiro. Dancetovic, meno caldo del terzo quarto. Fortunati, niente. fortunati Sì. perché su quel rimbalzo anche lì una grande prateria. Privitera, blocco di Santonocito, ancora Santonocito. Gentile gli sporca il pallone, si va da lì, la tripla del Pro! Santonocito! La tripla del Prof che si casa! Mamma mia! Più 3 Gravina! Mamma Si mia! spariglia il conto, La si prima va più non 3. è andata, la seconda sì. In cattedra sale proprio lui, il nostro rettore, con il 22, Magnifico! il nostro magnifico rettore, occhio alla tripla. Non va, ancora Tamulis. Che se la suona se la Mamma canta! mia! Rimbalzo e tripla! Fa tutto lui! Rimbalzo e tripla di Ha Tamulis! deciso di fare tutto da solo. Che Tamulis. vuole essere pagato per gli straordinari, si torna pari a quota 63, che partita! Già non può vedere Sanremo. Che partita! Sicuramente. Ecco, no, il supplementare no, vi prego. Da Barbera, sotto canestro, Santonocito, c'è Baseggio, contattini. Stavolta si paga il contatto. E sta per rientrare Frisella. Rientra Fisella, Proprio riesce- per proprio il per buon Baseggio, che saluta con il suo terzo fallo. Non è d'accordo, ma Baseggio qui hai proprio sfidato un po' quella che è l'arte del contatto, arma della quale non si deve abusare, lo ricordiamo sempre. Contattino, ma poi stop. Da Privitera in angolo, da Giovanni Alisi torna da Privitera per il centro, lo scarico per Bello. Davolté. Peccato. L'avevo vista dentro comunque, Anche io, l'avevo anche vista io. dentro. Non va invece la tripla, occhio al treno genovese che lamenta un contatto non sanzionato. Non succede niente. Lo schiacciato a terra di Privitera per Ali, si cambia fronte da Barbera. Bene, Barbera. Non va la tripla in Bello. applausi, Bellissimo. applausi per Denox. Mamma mia, Applausi che per passaggio l'azione. di Denaps, Che signori. meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia. 5 minuti e 34 alla fine del match. Gravina torna a più 2, 65-63, Qua scusate. dovremmo iniziare a ma mandare gli highlights in giro per portare i giovani al palazzetto. Che bello vedere giocare Denaps. Allora, manca metà dell'ultimo quarto. Siamo punto a punto. Entriamo nella classica Sono le fase. 7:51. Entriamo nella classica fase dove, ricordiamo, non ti puoi permettere di concedere nulla, di No, fare regali, stavolta basta. di avere blackout, Tecnici. di andare sotto, non possiamo permetterci niente, semmai dobbiamo costringere gli avversari a trovarsi in una situazione del genere. Occhio perché questi blackout spesso abbiamo avuto modo di vederli e invece Bisogna essere freddi ora. freddi, fiduciosi e certi che l'esperienza sarà sicuramente servita. Andiamo a viverci gli ultimi minuti di Gravina Marsala. Variazioni ai quintetti non ce ne sono. Si riparte con una rimessa per Marsala, Dopo il canestro di Ali. chiamata subito a ritornare in parità sotto di 2. È Gentile pronto a far ripartire i suoi. Ancora uomo Gravina, genovese, dal capitano, da Gentile. Tamulis, linea di passaggio rischiosa, Ali su di lui. Tamulis non va. Bene qui. Rimbalzo perfetto, con calma perché non abbiamo fretta. C'è Denafs che mette un po' di ordine. Santonocito, danza, c'è contesa. Peccato, non siamo premiati perché la freccia recita
metà campo Marsala. Qua è stato Insone ad accentuare un po' sta penetrazione Stava perché scivolando anche, quindi. esatto, sì. Va bene lo stesso, per citare il nostro Lundini. Amato Lundini, va bene lo stesso perché siamo sempre più due ed è Marsala chiamata questa volta a non fallire l'occasione per tornare in parità. Accurate operazioni di pulizia al campo di gioco, Non si lasciano aloni. lustrato al nuovo Passata ed la eccoci cera. qui, pronti a tornare con il nostro Dancekovic, Gentile, blocco di Frisella, ancora Gentile, si va da Frisella, Santonocito bello carico su di lui, bello il no look rischiosissimo però, e il capitano che guida la transizione, fallo e canestro! L'arbitro Caci dice che il canestro è assolutamente regolare. Eh sì, anche se Il fallo è del numero 5, Gentile. non ho ben capito se già aveva iniziato il terzo tempo. Sì, sono in realtà. d'accordo, quantomeno l'azione non è stata fluida. Però- Ma a noi questo poco importa perché Assolutamente. non abbiamo una maglietta grigia, Assolutamente. non siamo chiamati a giudicare, No. ma siamo chiamati ad informarvi che il canestro è buono, che i punti validi sono 2, che c'è un tiro libero aggiuntivo e che siamo più 4. Potenzialmente Rivitera. più niente. 4, Rimbalzo ma c'è il di rimbalzo del prof. C'è il rimbalzo del professore. 7 secondi per andare al tiro. Il capitano da lì in angolo. Oh, peccato. Il rimbalzo del professore che riceve i propri alunni la sera fino alle 21 qui a Gravina. E Se volete adesso vuole lezioni, anche il pubblico. c'è il Lo prof. vuole. 4 minuti, siamo tornati più 6, siamo al massimo vantaggio, c'è la tripla che non va Ancora. in Contropiede. emergenza, C'è Denaz. c'è Dena Non poteva e non siamo più appoggiarla. 8, La dolcezza di una buona notte, di una mamma, non siamo andati, di una ninna nanna. non siamo andati in emergenza, questa volta date un bacio ai vostri bambini e ditegli che è la carezza di Dena. Perché siamo Tecnico tre per volte Frisella. c'è il tecnico per Frisella, va bene così. Diteglielo che quella carezza è di Double D. Se c'erano Diteglielo. dei binari da imboccare non potevano che essere questi. 3 minuti e 40, siamo più 8 con un tecnico. Manca solo la vittoria di Angelina Mango per quella che potrebbe essere una La serata domenica della tua vita. epica. La serata della mia vita. Piccolo spot anche per noi che respiriamo e prendiamo un po' di Valium e torniamo per gli ultimi 3 minuti e 40 di Gravina Marsala. Siamo tornati 3 minuti e 40, Double D. Il tecnico da amministrare. Fa anche un passo di break dance, Double D. 23 punti per Denaz. Soltanto 23 è da rimproverare, eh. E 23 sono anche per No, sì, Santonci. Santonocito. Ricordiamo l'assenza di Ruggero Elia, ragazzi. 46 punti in 2, bravi, bravi, bravi. Il tempo non va, il tempo va e passano le ore, ma il tempo non va. Siamo fermi a 3:40, adesso il tempo va. Non la prende bene il pubblico di Gravina, ma poco importa. Peccato qua. Arriva uno scarico meraviglioso per Ali, che sbaglia la cosa più semplice. Allora forza, perché per loro è una corsa contro il tempo anche, eh. Non facciamo falli stupidi.
Bravo Fisella. Bravo Fisella che Fisella dà torna al gol. fallo Dopo un tecnico. periodo... È espulso forse è espulso. C'è un'espulsione? No, qua l'arbitro Caci lo risparmia. Sì. Gentile si va ad allacciare la scarpa. Bella questa scena. L'arbitro Caci Bella questa evita scena. un'espulsione. Sì. Era pronto, era prontissimo. Ora intanto vi facciamo vedere Double D in Luletta perché è sempre un bel vedere. Guardate, anche se il tiro è un po' più storto, è talmente morbido che il canestro lo accoglie proprio. Vuole che entri. Il canestro desidera che quella palla si accomodi all'interno della rete, nella retina. Nel frattempo si parla ancora, ma Gali ce la può fare nei primi 5. Fatta Sanremo chi hai capitano? Io c'ho D'Argentamico, Vabbè, che è allora. sempre una garanzia. Sì. Chiamati al rapporto gli allenatori. Vediamo. Si vede che benedice il bambino. Vediamo un raggiante e un solare presidente De Fino. Sì, al quale gli vengono presentati i nuovi nati. Esatto, i nuovi tesserati Gravina. Ricordiamo che stiamo inseguendo la vittoria consecutiva numero 3 e cerchiamo di agganciare in classifica proprio la nuova pallacanestro Marsala a quota 12. Forza ragazzi, 73-65, mancano solo 3 minuti, come cantavano i Negramaro, Sì. Bella quella canzone. E ci Forse ricordiamo basteranno a riportarci a 12? Scopriamolo insieme. Il professore cerca chi dare la palla, serve Denafs. Va bene. tutti. Ormai aveva deciso, doveva Era tirare. deciso di tirare. Un tiro affrettato, riparte Marsala. Ma è Marsala che deve accelerare i tempi. Genovese, Dadančetović contro tutti. Bravo. Attenzione ragazzi, 2 minuti e 40, più 6 Gravina. Occhio perché qua Marsala aggressiva, come giusto che sia. Occhio Saverio al raddoppio, bravissimo. La palla è per Denafs. Peccato Palla qua, persa. ingenuità di Denafs. Questo non lo so. Giustamente Questo noi potrebbe darsi, non lo vediamo bene, ma probabilmente ha toccato anche la mano. Insomma, l'arbitro molto sicuro e quindi qua ingenuità di Denafs. Allora io vorrei far presente che a 2 minuti e 25 dalla fine Gravina spende il primo fallo del quarto quarto, mentre Marsala è già in bonus. Sì. I punti di vantaggio per Gravina sono 6 a 2 minuti e 25, quindi Marsala ha l'opportunità con questi 2 liberi di riportarsi a meno 4. Non cantiamo vittoria troppo presto perché questo sport così meraviglioso ci insegna che ogni tutto secondo- cambia, tutto scorre, sempre per citare, tutto cambia. Nel frattempo salutiamo Vi ringraziamo tutti. i 90 i 90 fedelissimi che ci stanno seguendo nonostante abbiamo avuto la concomitanza di Roma-Inter. È appena finita, forse si sono appena Appena collegati. abbiamo avuto una controprogrammazione importante oggi perché ci temono, ci hanno messo contro la partita e poi abbiamo Sanremo che sta per iniziare. A breve. Magari anche un TG1 la gente. Ma lì va a vedere. speriamo di non portarvi fino a quell'ora, di potervi lasciare alla frittata di pasta e alla birra fredda e ad Angelina Mango che speriamo possa trionfare. Siamo ancora in lunetta con Tamulis Tambulis, signori. che non può permettersi di commettere errori in questa fase. E invece sì, Se l'è permesso. e invece sbaglia. Doppio zero che è il suo numero di maglia. Ma non è la sequenza di questi liberi. Va a segno il secondo, più 5 Gravina.
2 minuti e 15. Forza ragazzi, andiamo a fare un canestro per la tranquillità. Ali da Privitera, circolazione perimetrale, double D, la tripla di Privitera, danza. Santonocito tenta di sporcare il rimbalzo. Allora Peccato attenzione, per 120 secondi alla fine. Altra ghiotta occasione per Marsala di tornare in partita. Fondamentale. Fallo, ma non siamo in bonus. Meno male. Secondo fallo di squadra, ne abbiamo altri 2 da spendere in questi ultimi 2 minuti scarsi di gioco. 5 punti da difendere. Marsala dal lato, si va da Dancetovic in angolo. Gentile. Blocco di Frisella, ancora Frisella. In angolo da Dancetovic, tripla coraggiosa. Tiro disperato di Dancetovic, premiato dagli dei del basket che regalano a Tamulis un rimbalzo perché il tiro non prende neanche il ferro. E Tamulis bravo a trovarsi lì un po' per caso. E allora, nonostante non ci sia bonus, ci sono però 2 tiri. Nel silenzio della crisi generale c'è il primo assegno. C'è un silenzio irreale, forza con le vuvuzela qua. Dentro il primo, meno 4 Marsala. Ah, ok, rimbalzo Gravina. Abbiamo rischiato. Meno male che c'è Denaf. Attenzione perché il treno Denafs non si ferma e arriva fino a destinazione. Altri 2 punti. 90 secondi alla fine. Fallo in attacco. Fischio importante per Caci. Fischio pesantissimo. Fischio pesante ed importante. Perché adesso diciamo che con 90 secondi da giocare, più 6 e palla in mano, per Gravina si fa realmente vicina la possibilità di inanellare la terza vittoria consecutiva. Forza ragazzi, ci siamo quasi. Privitera, Santonocito, Frisella su di lui, ball handling, Barbera, Santonocito, la tripla di Privitera. E allora lo possiamo dire, la prima di Privitera sancisce la terza vittoria consecutiva per lo Sport Club Gravina. Più 9, massimo vantaggio, siamo alla frutta, si gioca col tempo, non c'è fretta di accelerare i tempi. C'è Denafs, ancora Privitera, si gioca col tempo, si va da Santonocito che tenta la tripla, c'è un fallo di frustrazione, questa volta è del capitano che manda in lunetta Santonocito a rendere ancora più ricco e sostanzioso il suo score personale. Eppure time out. Che ammonta, caro amico, a quanto? Lo score del professore? 23 con 2 liberi. 26 per Denafs, 24 per Tamulis, invece si è fermato Genovese che è rimasto a quota 15. Facciamo vedere che c'è anche un'Elia qua sotto. Allora noi approfittiamo di questo minuto per ringraziarvi per averci seguito, per darvi appuntamento al prossimo impegno casalingo per lo Sport Club Gravina. Siamo a quota 3 vittorie consecutive, speriamo di continuare così. Abbiamo ancora 48 secondi. 2 liberi per Santonocito. Per 2 liberi e per farvi partecipare a questa festa che sta per iniziare qui dal palazzetto di Gravina messo a nuovo dall'amministrazione comunale di Gravina. Assegno il tiro del prof. 24 punti per lui. E sono 25. Direi non male. Ci sono falli ad allungare una partita già segnata. C'è l'ingresso in campo
di Abrignani che entra al posto di Gentile. E c'è cambio anche per il Gravina, il professore esce tra gli applausi della folla festante ed entra Renna. Assegno il primo per Dancetovic. Non va il secondo, rimbalzo di Renna. 42 secondi, cessano le ostilità. Sì, Direi di sì. A meno che c'è sempre quel discorso della differenza punti. Sembrerebbe di no. 9, 8, infrazione di piede, 24 secondi. palla persa da Denafs. 24 secondi. Allora, ultima azione probabilmente, vediamo se va fino alla fine Marsala. 80-70, cifra tonda, più 10, terza vittoria per Gravina. Si agguanta a quota 12 proprio Marsala, si tenta di ridare l'inseguimento a questa fase finale del campionato. Stretta di mano, vincono tutti, vince lo sport, ma soprattutto vince Gravina. Un secondo alla fine, vinciamo anche noi. Vi lasciamo alla finale del festival. Grazie sempre per seguirci con tanto affetto. Un grazie da Alessio Boschi E da Alessandro Randazzo. Forza Gravina, appuntamento al prossimo evento. Buona serata. Buona serata.